Euroregione.news. Vola alto con lo sport. Open Day a Rivignano. Una manifestazione promossa dall'amministrazione regionale in collaborazione con il CONI del Friuli Venezia Giulia, con il vicepresidente e assessore alla cultura e sport della regione FVG Mario Anzil, già sindaco di Rivignano Teor, con il presidente del CONI FVG Giorgio Brandolin e i sindaci di Bertiolo, Codroipo, Talmassons e Varmo, oltre alla padrona di casa Vanessa Vello, per presentare le tante associazioni sportive del territorio, ma soprattutto per festeggiare Sintieo Vissa, la campionessa di Pozzecco di Bertiolo, che si allena a Codroipo e sarà a Parigi 2024 per i 33esimi Giochi Olimpici estivi dal 26 luglio all'11 agosto. Vola alto con lo sport è una rassegna, questa è la prima edizione che abbiamo immaginato e in breve subito realizzato come Regione Friuli Venezia Giulia, dedicata a questa rassegna soprattutto ai bambini, ai ragazzi e alle persone disabili, perché noi immaginiamo una regione bandiera nello sport inclusivo e siamo convinti che rivolgendoci ai bambini, ai ragazzi e ai giovani si possa insegnare i valori dello sport, che sono molteplici, infiniti. Ci sono 1000 ragioni perché un ragazzo si dedichi alla pratica dello sport. Una l'abbiamo vista anche qua oggi, perché in una giornata di sole di metà settembre si possa passare del tempo seduti vicino a degli amici, a dei coetanei, correndo in piedi, saltando, giocando. La socializzazione, l'amicizia è una delle 1000 ragioni per cui vorremmo che un ragazzo, un giovane, si dedicasse alla pratica dello sport. In realtà oggi il presidente della regione, Massimiliano Fedriga, era impegnato e quindi ho avuto l'onore di poter presiedere la giunta regionale e tante delibere importanti sono state approvate, tra queste una anche proveniente dall'assessorato allo sport, un bando per il finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria a favore delle associazioni sportive che siano proprietarie di impianti, ovvero che abbiano in gestione impianti sportivi comunali, perché la nostra regione è ricchissima di strutture sportive, ma queste spesso sono vetuste, vanno ristrutturate e noi abbiamo in mente un grande piano di ristrutturazione degli impianti sportivi. Abbiamo iniziato già nei giorni scorsi licenziando diversi bandi e uno lo abbiamo fatto proprio oggi, stamattina, nella giunta che si è tenuta a Trieste, nella sede della provincia di Trieste. Questo di questa sera, di oggi pomeriggio, è una delle tappe per la promozione dello sport nei giovani. Proprio qualche settimana prima hanno appena cominciato la scuola, che è proprio il tempo per le scelte sportive che fanno i ragazzi. Abbiamo voluto, come oggi, rappresentare gli sport del territorio in modo che i ragazzi provino un po' tutto e dopo si affezionino a uno sport piuttosto che un altro. Questo è la prima cosa e l'obiettivo che avevamo. Ringrazio la Regione per quello che ci ha dato la possibilità di fare tutto questo, ringrazio il Comune di Teor, la sua sindaco, ma anche tutti i sindaci che sono qui, ringrazio la nostra grande atleta che ci rappresenterà alle Olimpiadi di Parigi, che è nostra concittadina ovviamente, ma io soprattutto ringrazio le famiglie che oggi hanno portato questi ragazzi che si stanno divertendo e continueranno a divertirsi fino a sera fonda. È un venerdì alle 4 del pomeriggio, a vedere tanta gente vuol dire che lo sport funziona ancora. L'augurio che mi faccio è che nessuno rovini questa bella realtà che sono i volontari di tutte le mie associazioni sportive. Da Rivignano Teor per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news